Questa mattina 200 agenti della Guardia di Finanza, a cui va il nostro ringraziamento, hanno effettuato perquisizioni in sedi istituzionali, anche in sedi di aziende e società, e questo ci porta a interrogare la pubblica amministrazione che per la prima volta ai suoi vertici, perché parliamo qui della macchina comunale, si ritrova con il direttore generale indagato e con un capo di gabinetto e capo di gabinetto aggiunto indagati. Le opposizioni lasciano l'aula del Consiglio Comunale dopo aver chiesto invano la sospensione delle attività fino a che il sindaco Luigi Brugnaro non riferisca in aula sulle indagini che hanno travolto il Comune di Venezia. È una situazione gravissima e noi non riteniamo che si possa procedere come niente fosse, anche per rispetto delle persone indagate. Purtroppo non abbiamo trovato lo stesso rispetto da parte della maggioranza. Poco dopo arriva anche la richiesta di dimissioni di Brugnaro e dell'intera giunta, prima da parte della capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Erika Baldin, poi dall'intero gruppo consiliare del Partito Democratico in Comune. Chiediamo a tutta la maggioranza e quindi alla giunta di fare un passo indietro per il bene di Venezia e dei suoi cittadini. È evidente che adesso bisogna voltare passo con una nuova amministrazione e un nuovo futuro per Venezia. La convocazione a Mestre della quinta commissione consiliare sul piano di recupero dell'ex ospedale Umberto I a Mestre è la prima occasione di incontro politico dopo che il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha disegnato la complessa attività di indagine che sta interessando l'amministrazione cittadina. Non è mai accaduto che l'intero gruppo di comando, istituzionale dell'amministrazione sia sottoposto a un'indagine di questa portata. Stiamo valutando la correttezza della gestione del brain trust del sindaco, quindi l'avviso di garanzia è stato messo a suo favore per correttezza nei suoi confronti. Lo ha precisato il procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi. Non possiamo far finta di nulla e proseguire i lavori come se nulla fosse, quindi reiteriamo la richiesta di sospendere immediatamente i lavori di tutte le commissioni consigliari previste fino al giorno di domani e poi domani in Consiglio Comunale faremo tutti i ragionamenti politici del caso. La richiesta di interrompere oggi i lavori per una chiarezza che può arrivare tra 10 anni, dal mio punto di vista, è totalmente sbagliata. Sostanzialmente sembra che la differenza di lettura tra le parti è che per la maggioranza si tratta di una questione giudiziaria, mentre per le opposizioni la questione giudiziaria apre anche una questione politica. Non è da tutti i giorni che un assessore, tra l'altro di peso come quello della mobilità, e le persone più vicine al sindaco in questo frangente siano indagate. È anche importante per noi che il sindaco venga in consiglio per capire qual è la sua intenzione di fronte al futuro, cioè che cosa ci aspetta, qual è l'idea della maggioranza, qual è l'idea della giunta, qual è l'idea del sindaco per proseguire questa consigliatura.